Euroregione.news. Distretti nel commercio, remare nella stessa direzione. Innovazione, certo, ma prima ancora responsabilizzazione e relazione. Per modernizzare il commercio è indispensabile creare un ecosistema favorevole partendo dall'ascolto delle imprese e garantendo un sostegno da parte delle amministrazioni locali che devono favorire le condizioni affinché le imprese possano operare al meglio per mantenere vivi e vivaci i centri storici con la loro proposta e creatività. Hanno concordato entrambi su questi punti l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alle attività produttive Sergio Emidio Bini e il presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine Giovanni Da Pozzo, chiamati ad aprire il convegno Modernizzazione del commercio, organizzato dal distretto Friuli Orientale del Parco Hotel di Butrio alla presenza di amministratori locali, rappresentanti di altri distretti del Friuli Venezia Giulia e di numerose imprese, e con l'introduzione del manager del distretto Friuli Orientale Edi Sommariva, del sindaco di Pavia di Udine Beppino Govetto e del primo cittadino di Butrio Eliano Bassi. A discutere e a coinvolgere le imprese sono stati Mario Sassi, senior advisor e blogger per idee e progetti innovativi sulla GDO, risorse umane e lavoro, Guido Pomini, esperto di e-commerce orienting e digital strategy, e Luca Zanderighi, vicepresidente di Trade Lab, nonché Massimo Giordano, direttore centrale delle attività produttive e turismo della regione Friuli Venezia Giulia. La relazione delle imprese con il loro territorio è il primo step, prima ancora dell'innovazione, che pure è oggi indispensabile, ha detto il presidente Da Pozzo. È il nesso tra il terziario e il territorio, è fondamentale, un mix magico fra qualità, marketing, ma anche viabilità e accessibilità, insomma disponibilità dei comuni ad ascoltare e porre condizioni di sviluppo senza appesantire con carichi fiscali e burocratici eccessivi. Abbiamo messo in campo risorse importanti, ha detto l'assessore regionale Bini, e c'è stata molta partecipazione e interesse da parte dei territori. Siamo partiti dall'ascolto e dalla condivisione totale con imprese e associazioni di categoria, mettendo al primo posto gli interessi di chi fa l'impresa e facendo in modo che tutti gli attori del sistema remino nella stessa direzione. Bini ha anche preannunciato che entro la fine dell'anno l'assessorato pubblicherà un nuovo bando per i distretti del commercio. Di fronte all'evoluzione del commercio e alla concorrenza dell'online, il settore dipende sempre più dall'arrivo dei flussi turistici, ha aggiunto Bini. È diventato ormai fondamentale mettere a sistema competenze e peculiarità per intercettare nuove tipologie di consumatori, rappresentati da quel più 9,9% in termini di presenze in Friuli Venezia Giulia registrato dall'Istat rispetto al dato 2019. Si tratta della migliore crescita di tutto il nord-est. Ma l'invito che ho fatto è remare tutti nella stessa direzione, e soprattutto l'invito che ho fatto è nel sensibilizzare soprattutto chi gestisce la cosa pubblica nel capire che chi crea ricchezza, chi crea benessere di un paese sono le imprese in tutte le sue possibili sfaccettature. Insomma, si crea ricchezza, si crea posti di lavoro, si crea, dicevo, benessere. Quindi, a volte vedo e sento un po' di timidezza da parte di chi amministra la cosa pubblica nel capire queste cose qua. Però ci vogliono anche le idee. Questo è ma sì, ma le idee, ma guardate, le idee, chi fa impresa ha le idee, perché altrimenti non aprirebbe bottega, non aprirebbe negozio, non aprirebbe una partita IVA. Semplicemente bisogna dare la possibilità a chi ha idee di portarle avanti senza difficoltà. Dal dibattito sono emerse 4 linee strategiche di intervento: migliorare la qualità del servizio e del rapporto con i clienti, integrare tecnologie e servizi digitali nei negozi, promuovere la sostenibilità attraverso rispettose pratiche dell'ambiente e rafforzare i legami con la comunità locale, favorendo la collaborazione tra le imprese. La capacità di ascoltare e adattarsi alle mutevoli esigenze del cliente, ha evidenziato poi Sommariva, è cruciale in un mercato sempre più dinamico e competitivo. I commercianti che non si adeguano rischiano di perdere terreno, e quindi l'essenziale è colmare la simmetria informativa digitale tra consumatori che hanno accesso a una vasta gamma di informazioni online e i commercianti che devono essere in grado di sfruttare appieno le piattaforme digitali per interagire con i clienti. Oggi il consumatore cerca comodità, velocità, flessibilità e rapidità di acquisto. E il convegno di oggi qui a Butrio un po' vuole, come dire, tracciare una strada, giusto? Prego. Sì, vogliamo tracciarla perché ci siamo resi conto che il problema sta nella capacità di interpretare come è cambiato il consumatore, che è profondamente diverso da quello che conoscevamo,
ed è più avanti di noi, per esempio, sul digitale. Ha un bagaglio informativo che non ha mai avuto e che adesso col digitale, anche nelle cose confuse come i social, è padrone, ha molte informazioni, il commerciante ne ha molte di meno. Quindi bene o male il consumatore si è modernizzato, il commerciante meno, e noi siamo qui proprio per proporre delle linee di sviluppo per la modernizzazione del settore, che non vuol dire tecnologia e basta, vuol dire per esempio trovare un'identità precisa, costruire delle relazioni con il cliente che sono fondamentali, perché il cliente apprezza questo. Il cliente oggi non va più in negozio per scegliere un prodotto, guarda su internet, poi però va a cercare il rapporto umano con le persone, ed è in quel momento che il negoziante deve farsi valere, e lo deve fare con la relazione umana che ha, con la passione, con il carisma. Ecco, su questo c'è un presupposto fondamentale: fare rete, lavorare insieme. Lei è responsabile, è progettista per questo distretto. Ritiene che ci siano dei margini operativi per poter ottenere dei risultati? Perché c'è anche chi dice, un po' si sta frustrando dal fatto che comunque le nuove forme come l'e-commerce sono sostitutive di un certo modo di approcciare commercialmente le persone. Ci sono margini? Ci sono margini se si comincia a capire cosa vuole il consumatore. La prima cosa che dobbiamo fare è quello di spingere la Regione ad aiutarci, noi distretti, a fare una bella indagine sui comportamenti del consumatore, perché il commerciante deve capire non solo chi è il suo cliente, chi è il consumatore, per reagire. Sicuramente il cittadino italiano, ma anche lo straniero, soprattutto lo straniero, punta sulla relazione umana con le persone. Amazon non la dà. Amazon dà comodità, forse prezzo, tecnologia, sveltezza, ma non dà quella relazione umana che per esempio da noi c'era nelle osterie. Ecco, bisogna ricostruire questo clima e noi siamo in grado di poterlo fare aiutando il commerciante a evolversi, ma l'importante è fare rete, trovarsi insieme, conoscersi, scambiare esperienze e crescere insieme. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Ci rendiamo conto che se potessimo dare una risposta di sistema tra più distretti e territori, con la regia della Regione, potremmo raggiungere più in fretta e con maggiore impatto i risultati sperati. Una collaborazione effettiva tra distretti che può rafforzare l'intero ecosistema commerciale, riducendo i rischi legati alla sperimentazione e massimizzando le opportunità di successo. Ha detto Beppino Govetto, sindaco del comune di Pavia di Udine, capofila del distretto Friuli Orientale. Signor sindaco, 400 distretti in Italia, 20 in Friuli Venezia Giulia, regione piccola ma che comunque si organizza per rispondere adeguatamente all'evoluzione del commercio, e per farlo chiama a raccolta gli imprenditori, oltre che le istituzioni ovviamente che collaborano con gli imprenditori stessi. È una strada non del tutto semplice, però è una strada che può essere seguita con buoni risultati. Sicuramente può essere seguita con buoni risultati, come ci insegnano le esperienze dei distretti del commercio delle altre regioni, quindi c'è un'esperienza da seguire che ci insegna che questo percorso può essere virtuoso. Certo, come dicevo poc'anzi, l'importante è che ci sia questa sinergia proattiva tra le varie realtà, quindi le istituzioni, la regione, i comuni, e le attività commerciali e artigianali devono parlarsi fra di loro, devono avere il coraggio di confrontarsi, devono avere il coraggio di rischiare qualcosa di proprio. Non possiamo più andare avanti ognuno per conto nostro. Sarebbe sbagliatissimo che le amministrazioni o il manager di distretto calassero qualcosa dall'alto. Deve essere importante che ci sia un confronto con chi di fatto ogni giorno apre la sua saracinesca e chi si trova poi a decidere come investire le risorse. Credo che questa fiducia fra amministrazioni e commercianti, fra distretti e commercianti, questa fiducia, questo fidarsi reciproco debba crescere. Noi dobbiamo essere bravi ad ascoltare loro, assolutamente, perché abbiamo sentito i problemi che hanno ogni giorno, quotidianamente, ma loro devono anche, affidarsi che magari i nostri manager hanno vissuto già esperienze e possono dare qualcosa.